Con ogni probabilità riusciremo a individuare anche chi ha perpetrato questo atto vandalico. Invito i loro genitori a presentarsi in municipio per cominciare a parlare di quanto grave sia il fatto che hanno compiuto. E proprio queste parole, pronunciate dal sindaco Paolo Garbin attraverso la nostra emittente e rivolte alla baby gang responsabile della decapitazione del bambinello Gesù nel presepe comunale, sembrerebbero stiano facendo breccia nell'animo di alcuni dei responsabili dell'atto vandalico. Mentre ancora indagano carabinieri e polizia locale, visionati i filmati delle telecamere, sembrerebbe che qualcuno dei teppistelli sia davvero intenzionato ad autodenunciarsi, assumendosi responsabilità e facendo parziali ammissioni. Gli inquirenti attualmente sono chiusi nel riservo più assoluto, visto la minore età dei presunti responsabili. Resta il fatto che, se confermate le ammissioni, sarebbe un bel gesto da tenere in considerazione per chi dovrà decidere le punizioni previste valutando opportune attenuanti.